amministrative 2018, il trionfo di Lega e centrodestra nei due comuni capoluogo strappati al... La vittoria al primo turno ridisegna la mappa veneta. Due trionfi al primo turno senza bisogno del ballottaggio, contro ogni pronostico per Mario Conte a Treviso e Francesco Rucco a Vicenza, un percorso diverso ma dallo stesso esito. La soddisfazione del governatore Zaia per la riconquista di Treviso e Venezia, il presidente a Conte, l'allievo supera il maestro e domani impegno cruciale per l'autonomia a Roma. Risultato atteso anche a San Donà di Piave, dove si dovrà attendere il ballottaggio tra centrosinistra di Ceresere e la Lega di Pilla, occhi puntati sulle mosse di Lega e Forza Italia divisi al primo turno. E stasera a Ring dalle 21:15 l'analisi del voto con ospiti e servizi, vincitori e vinti, i blitz del centrodestra, gli schiaffi del centrosinistra e il crollo dei 5 Stelle. Trovato stamane il corpo del pilota dell'Aliante precipitato nel Bellunese ieri a un 59enne trevigiano titolare di una nota concessionaria d'auto. Ieri a Venezia 1500 persone in marcia contro il comune, la gestione del caso Grandi Navi, il corteo colorato della marcia della dignità. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano un'ampia pagina dedicata all'esito del voto delle amministrative 2018 con il centrodestra che fa cappotto nei due comuni capoluogo Treviso e Vicenza che appunto vanno al centrodestra già al primo turno senza bisogno di ballottaggio. Cominciamo quindi subito con Treviso dove primo cittadino è stato eletto Mario Conte, appoggiato appunto dal centrodestra unito. Abbracci e applausi in una festa andata avanti tutta la notte, proseguita questa mattina. Sul volto del neosindaco Mario Conte i segni della stanchezza ma anche della felicità per una vittoria arrivata al primo turno. Conte che scandisce già la tabella di marcia per i prossimi giorni. Da domani tutti cominceremo a lavorare con al centro le esigenze dei cittadini, proprio come ci hanno insegnato Gentilini e Gobbo. Quindi da questo punto di vista può stare tranquillo che faremo esattamente il nostro dovere. E da cosa si comincia? Primo punto. Sicurezza e quartieri e poi anche tanto sociale. Sicurezza tra le priorità del nuovo primo cittadino, che lo aveva già chiarito anche la notte scorsa appena avuto conferma della vittoria. Riorganizzare subito il comando della polizia locale e capire veramente quali sono le esigenze primarie dei quartieri. Intanto Mario Conte si gode la vittoria con il 54,3% delle preferenze davanti al sindaco uscente Giovanni Manildo con il 37,9%. Una festa iniziata ieri sera quando l'orologio della Torre Civica in Piazza dei Signori segnava le 3:15. Conte che si era poi spostato all'interno del Palazzo dei 300 nella sala del Consiglio Comunale. Stamattina, come ieri notte, Piazza dei Signori continua a fare da scenario ai festeggiamenti e la conferenza stampa diventa l'occasione per i ringraziamenti e per le sorprese con la telefonata del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un abbraccio Mario, un abbraccio a tutta Treviso. E grazie soprattutto per quello che farete, che sono stato felice di venire una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte. E tra i ringraziamenti uno anche all'avversario Giovanni Manildo. Volevo ringraziarlo perché è stata una campagna elettorale all'insegna comunque della correttezza e del confronto sulla base di visioni di città e di idee. E poi l'ultima commossa dedica alla sorella scomparsa qualche mese fa. Ho sentito la presenza, l'ho scritto anche su Facebook, sulla spalla di mia sorella e la ringrazio perché questa vittoria è tutta sua. E tra i primi a complimentarsi con il neosindaco Conte il governatore del Veneto Luca Zaia, l'avete visto al suo fianco questa mattina in Piazza dei Signori a Treviso. L'allievo ha superato il maestro, ha detto il governatore. Sentiamo. Questo è il super sindaco, dovete dirlo a tutti. Super Mario. Ha stravinto, ha dato una grande lezione soprattutto di civiltà, di umanità e diciamo che assolutamente nasce una nuova era per Treviso, un nuovo corso per Treviso. La piccola Taine oggi c'è. Grazie Mario. Grazie.
Il governatore del Veneto Luca Zaia è tra i primi ad arrivare in Piazza dei Signori questa mattina per abbracciare, per congratularsi con il neo sindaco Conte. Questo è l'allievo che ha superato maestro, scrivetelo. Zaia, che aveva creduto sin da subito nella candidatura di Mario Conte, al punto da sposare il progetto di una lista con il suo nome accanto a quello di Gentilini. Durante la conferenza stampa Zaia ringrazia così il nuovo primo cittadino. Desidero ringraziare Mario perché ci fa vivere un sogno, no? Bisogna essere vivi per vivere i sogni. E Mario ci ha fatto sentire ancora più vivi. Grazie Mario, veramente grazie di cuore. Il governatore poi spiega quali siano stati gli elementi che hanno permesso di raggiungere questa vittoria. Saper trasformare un progetto politico in un progetto amministrativo, di dimostrare ai cittadini che parli politicamente, sei lotta di guerra, ma poi sai essere anche lega di governo nel momento in cui presenti una squadra, un candidato, dei candidati, e i cittadini poi ti danno il 53, il 54% al primo turno, magari contro un sindaco uscente, e quindi ti fa capire che hai uomini e donne presentabili sul territorio. Intanto, dopo i festeggiamenti, il Presidente del Veneto è pronto domani a partire per Roma, dove con il Ministro Stefani riaprirà il tavolo per l'autonomia della Regione. Cocente delusione per la coalizione che ha sostenuto il centro-sinistra. Questa mattina in conferenza stampa il sindaco uscente Manildo ha annunciato l'addio alla politica cittadina. Io non rimarrò al Consiglio Comunale, non perché ritenga una cosa da non fare, ma penso che sia il momento in cui io mi dedichi di più al mio lavoro, alla mia famiglia, quindi questa è la mia decisione. Si commuove Giovanni Manildo nell'annunciare il suo addio alla politica cittadina e nel ringraziare i 160 candidati delle liste che l'hanno sostenuto, assieme a tutta la squadra che negli ultimi 5 anni ha amministrato la città. Devo ringraziare tutti, penso che abbiamo fatto una comunicazione molto bella, abbiamo fatto molto, faremo di più, oltre che era molto vero. I trevigiani hanno premiato un'altra coalizione, quindi c'è poco da dire, insomma, di fronte a un risultato si guarda, se ne prende atto e poi ognuno prende le proprie decisioni politiche e personali. Io intanto ho preso la mia personale, poi ci sarà qualcuno che guiderà l'opposizione in Palazzo dei 300 che prenderà quelle politiche. Manildo lascia senza polemiche, con il fair play che l'ha contraddistinto in questi 5 anni, e nonostante la bruciante sconfitta lascia senza rimpianti, convinto di aver dato il massimo per la città. È sicuramente in una città aperta, sicura, viva, vivibile, una città migliore di come l'abbiamo trovata. Penso che di tantissime nostre scelte, di tante cose che abbiamo seminato, si vedranno i frutti nei prossimi anni, e quindi diamo un testimone molto positivo al sindaco che verrà dopo. Infine un augurio al nuovo sindaco. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e che amministri la città con forza, con passione ed entusiasmo. A Vicenza ora, dove Francesco Rucco è il nuovo sindaco, nel servizio riviviamo la lunga notte delle elezioni. Di Francesco Rucco. Certe notti si vivono una sola volta nella vita. Vicenza si risveglia con un nuovo sindaco, ma quella che vi raccontiamo non è solo la matematica dell'affermazione elettorale. L'alfiere del centrodestra vince la battaglia delle urne con il 50,64% dei consensi, eppure quel che gli rimarrà addosso per sempre non sono i numeri, ma le emozioni di un giorno come mai non ne aveva vissuti prima. Sono le 4:32 del mattino quando arriva la telefonata dell'antagonista di centrosinistra, Otello Dalla Rosa, che riconosce la sconfitta. Grazie tanto per la telefonata, buonanotte, ciao, grazie. Francesco Rucco saluta e ringrazia, ma è scaramantico e aspetta di avere in tasca la vittoria matematica. C'è la luce crepuscolare delle 5:56 del mattino quando nella sede elettorale del centrodestra in Piazza del Duomo esplode l'applauso.
Poi l'abbraccio lungo, commosso, con la moglie Ilaria. L'abbraccio, poi il nuovo sindaco esce fuori in piazza del Duomo, dove nel frattempo è l'alba di un nuovo giorno. La festa, poi la passeggiata in una Vicenza deserta che si sta svegliando. Guarda, questa passeggiata ce la ricorderemo sempre, attenzione, assaporatela questo momento. Apre un'edicola, sono le 6:15. Questa commerciante è la prima a stringere la mano al nuovo sindaco. È la prima cittadina, Infine l'arrivo in Piazza dei Signori, la foto di gruppo, poi alle 6:25 Vicenza si sveglia con l'inno nazionale. Fidiamoci alla corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Ed ora sentiamo nel prossimo servizio la prima intervista al neosindaco di Vicenza, Rucco. C'era sicuramente un'aria positiva, mi aspettavo un ballottaggio, anche visti i numeri bassi dell'affluenza, devo dire che è stata una sorpresa per tutti, infatti abbiamo vinto di mezzo punto, abbiamo superato meglio di mezzo punto l'asticella del 50%, ora sono contento, siamo tutti contenti, è un bel lavoro di squadra. Ecco, tra l'altro è una vittoria che capita in un giorno speciale anche per la sua famiglia. Lo possiamo dire? Sì, è il compleanno di mia figlia, è nata 11 anni fa alle 4 della mattina e io dopo 11 anni divento sindaco. Quindi insomma è un bel modo di festeggiare, che gliel'ha detto stamattina quando si è svegliata? Sì, gli ho detto subito alle 7, siamo andati a trovarla, abbiamo svegliata, era a casa dei nonni e è rimasta molto contenta ovviamente. Certo, adesso però bisognerà cominciare a fare i conti anche con il governo della città. Ha già in mente una squadra per la prossima giunta? Ma ancora no, nel senso che ho qualche idea da proporre alle liste sia di civiche che ai partiti, sicuramente ci confronteremo in maniera costruttiva, priorità sicuramente sicurezza e viabilità, come abbiamo detto in campagna elettorale. Ed ora andiamo nel veneziano, a San Donà di Piave, dove si tornerà al voto tra 2 settimane per il turno di ballottaggio. Sentiamo. Ballottaggio a San Donà di Piave tra il sindaco PD uscente Andrea Cereseri, il più votato al primo turno con oltre il 43% dei consensi, e la candidata di Lega e Fratelli d'Italia Francesca Pilla, che ha superato il 36%, vincendo il derby interno al centrodestra contro Oliviero Leo, sostenuto da Forza Italia e fermatosi al 12%. Quello che noi abbiamo fatto finora come percorso lineare, serio, di incontri con la popolazione, oggi ci ha premiato. Avere 4 liste a nostro sostegno e 11 che corrono per altri sicuramente ha portato anche a questo tipo di risultato. Adesso la scelta sarà tra 2 persone, confido che l'onestà intellettuale possa avere la prevalenza. Nelle prossime 2 settimane, annuncia Cereser, staremo tra la gente per continuare a raccontare il nostro progetto e convincerla a darci fiducia. Il primo messaggio lo vedete alle mie spalle, sono al mercato, come ho fatto in questi 5 anni, ho incontrato le persone, i cittadini, ho spiegato quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto, che cosa sta accadendo nella città, opportunità ce ne sono e tante, come è stato fatto in questi 5 anni continueremo anche nei prossimi giorni. Francesca Pilla si trova dunque all'inseguimento, ma la situazione potrebbe rovesciarsi in caso di apparentamento con Leo. Se il resto del centrodestra ci avesse dato una mano, non ci avesse ostacolato, probabilmente avremmo vinto al primo colpo, come si suol dire. Siamo pronti a dialogare con tutti, scandisce Pilla, un messaggio rivolto innanzitutto a Forza Italia, ma che strizza l'occhio anche al candidato grillino Angelo Parrotta, votato dal 6% dei sandonatesi. Teniamo le porte aperte a tutti, come sempre abbiamo fatto in questi mesi pre-campagna elettorale. Abbiamo sempre dato la disponibilità, poi a un certo punto la corda si era un po' troppo tirata e quindi abbiamo dovuto, torto collo, decidere di andare da soli, ma quando e se ci saranno condivisioni del programma e quando e se ci saranno degli accordi, come dire, programmatici sul bene della città, assolutamente nessun ostacolo a questo.
Ed ora nel Padovano a Piove di Sacco, il più grande dei comuni padovani coinvolto in questa tornata elettorale, dove è stato confermato il sindaco uscente. Vediamo. C'è anche un record nella rielezione a sindaco di Piove di Sacco di Davide Gianella. È la prima volta nella storia, infatti, che in questa città di quasi 20.000 abitanti il primo cittadino viene confermato dopo la prima elezione. Gianella ha ottenuto il 51,9% dei voti, lo sfidante leghista Andrea Recaldin si è fermato al 46,8%. Piove di Sacco non ha mai confermato un sindaco nella sua storia, è la prima volta, quindi una grande responsabilità di continuare a portare avanti quello che si è iniziato, sempre con la stessa credibilità, garantendo che le promesse verranno poi realizzate. Premiata l'amministrazione uscente, il sindaco ha ottenuto così una sorta di approvazione popolare del piano che stava già attuando e che ora può ripartire dopo la campagna elettorale. Si continuerà a lavorare con opere pubbliche, con l'avvio di tutte le scuole a settembre, tutti i cantieri estivi, il famoso parcheggio di Via Castello, tutto ciò che era in divenire adesso porteremo in fondo. Le liste civiche hanno fatto la differenza, c'è poco del partito, che in teoria sarebbe il PD, e molto del popolare per un esperimento riuscito che ora si potrebbe esportare in altri comuni. Nome sì, credo che il civismo, l'apertura sia un bene perché si riesce a mettere insieme le persone sui contenuti e non i contenuti sulle persone. Quanto all'avversario c'è molto rispetto reciproco, appuntamento forse fra 5 anni quando Gianella non si potrà più ricandidare. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, chiudiamo quindi quest'ampia pagina dedicata ai risultati delle elezioni amministrative, risultati che poi vedremo nel dettaglio con tutti gli altri comuni coinvolti nelle singole edizioni dei nostri notiziari. Linea quindi alla regia subito dopo la cronaca di oggi. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Proseguiamo con la cronaca. Tragedia nei cieli del Veneto, è morto il pilota dell'Aliante scomparso ieri e precipitato sul Monte Serva nel Bellunese. Sentiamo. L'hanno cercato ininterrottamente da ieri pomeriggio, ma solo nella tarda mattinata sono stati individuati i resti del velivolo partito ieri mattina dall'aviosuperficie di Belluno. Nessuna speranza per il pilota. Tra i rottami è stato rinvenuto il corpo senza vita di Angelo Moresco, 59 anni, titolare della concessionaria Marauto di Castelfranco. Ancora non si sa cosa possa avere provocato la tragedia. Moresco era un pilota molto esperto e ieri le condizioni del tempo erano buone. A dare l'allarme i compagni dell'aviosuperficie che non vedendolo atterrare e non ricevendo risposta alle numerose chiamate hanno allertato i soccorsi. Per tutta la notte vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, SUEM e tutte le forze dell'ordine del territorio si sono impegnate nella ricerca del velivolo nell'area dell'Alpago e di Longarone. Soltanto oggi, poco dopo mezzogiorno, il relitto dell'Aliante è stato ritrovato. Ad individuarlo l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore che stava passando nelle vicinanze impegnato in un'altra missione. L'Aliante era precipitato in zona alle Piaie tra il Monte Serva ed il Monte Pelfa a 1800 metri di quota. La salma del pilota è stata recuperata e portata all'obitorio di Belluno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ancora cronaca dal Veronese, un ventenne di Castel d'Azzano è stato denunciato per lesioni stradali gravi, omissione di soccorso e guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il giovane alla guida della sua auto ha provocato un grave incidente a Bussolengo investendo un 35enne di Zevio che è rimasto seriamente ferito. Poi l'automobilista si è dato alla fuga, rintracciato grazie ad un testimone che era riuscito ad annotare il numero di targa. Ha visto arrivare alla sua porta i carabinieri di Bussolengo. Il giovane, che poi ha ammesso ogni addebito, si era allontanato dal luogo dell'incidente non per paura ma perché conscio di essersi messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Ed ora la vicenda della professoressa picchiata a Selvazzano dalla mamma di uno studente che non accettava il brutto voto, un episodio che suscita le reazioni della gente. Sentiamo.
Ha difeso la sua scelta di dare un'insufficienza a uno studente e per questo è stata affrontata e aggredita dai familiari del giovane, dalla madre in particolare, che l'avrebbe spintonata e costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso prima di chiedere pubblicamente scusa. Una vicenda limite che provoca la reazione della gente, tutti in sostegno della professoressa. L'ignoranza regna sovrana in questo caso, perché non è possibile che dei genitori vadano a picchiare una maestra o insomma quello che è perché ha dato 4 al figlio. Sicuramente se ha dato 4 al figlio è perché non ha studiato. Gli insegnanti non sono più visti nel solo loro ruolo, i genitori ci lasciano trasportare emotivamente. Dobbiamo ripristinare, dobbiamo promuovere secondo me degli incontri educativi con genitori. È sbagliato picchiare maestre e signora perché insegnano, portano pazienza coi figli, eccetera. È molto triste una notizia del genere. Io mi ricordo quando ero ragazzo, se portavo a casa una osservazione del genere a mia madre, era mia madre che mi avrebbe picchiato ancora di più, perché l'insegnante va rispettato per la sua figura. E tra i cittadini più colpiti dall'accaduto ci sono ovviamente le colleghe, insegnanti come la vittima, che ora sono preoccupate per il futuro di questa professione. Sì, siamo insegnanti. È terribile perché vuol dire che i genitori non danno più nessuna fiducia alla scuola e pensano di essere degli insegnanti anche loro, perché un po' questa è la società. Siamo stati tutti ammalati perché siamo tutti medici, siamo stati tutti a scuola perché siamo tutti insegnanti e possiamo valutare il lavoro degli altri. Bisognerebbe riguardare quello che si fa nelle famiglie. La scuola sta perdendo, non è più un valore riconosciuto perché viene messa in discussione anche nella sua capacità di poter giudicare, valutare un ragazzo. Penso che sia proprio il segno dei tempi, che ormai non c'è più rispetto ma dall'una e dall'altra parte, quindi non è una questione neanche prettamente scolastica, è proprio una questione di mentalità, di educazione, mancanza di educazione proprio generalizzata. Tanta preoccupazione, noi siamo insegnanti e veramente ci rendiamo conto che ormai stiamo un po' uscendo da quelli che sono dagli schemi e dai limiti che si stanno ampiamente superando, ma il problema ritengo non siano i ragazzi, il problema è dei genitori. A Venezia ora, dove ieri 1500 persone hanno manifestato contro il comune per la gestione della questione grandi navi. L'hanno chiamata i cittadini la marcia della dignità. Sentiamo. Stop alle navi in laguna, ma anche ai tornelli, ai nuovi alberghi a Mestre, a quello che il migliaio di manifestanti in marcia domenica tra Piazzale Roma e Campo Manin definiscono lo sfruttamento e la mercificazione della città. Oggi migliaia di persone hanno detto che non ci stanno a vivere in un Luna Park. Si è partito dal problema delle navi, che ovviamente devono stare fuori dalla laguna di Venezia, ma si è affrontato anche il resto delle tematiche che opprimono questa città, dal turismo di massa ai bed and breakfast, a Airbnb svenduti da questa amministrazione per 3 euro al giorno, alla famigerata questione dei tornelli. Sono tutti segnali, sono tutti simboli di come Brugnaro intende Venezia, come un grande parco a tema in cui sono benvenute le grandi navi, ma in cui sono malvisti i residenti e i veneziani. Blindata Cafarsetti, annunciata come obiettivo della manifestazione ma fuori dal percorso autorizzato. Il comune è rimasto il bersaglio solo simbolico di una protesta che si è svolta in modo assolutamente pacifico, senza creare alcun problema di ordine pubblico. Siamo qua oggi perché abbiamo un'idea diversa di città, perché vogliamo che ci sia più attenzione verso i residenti e che anche comunque i turisti possano essere accolti in modo dignitoso e che questo sia sostenibile con una città che è ancora viva. Tra i sostenitori anche la Municipalità di Venezia, il cui presidente Giovanni Martini ha invocato il divieto d'accesso per le navi da crociera in laguna. Quella dei posti di lavoro sostiene è solo una scusa. Quando si dice non possiamo farlo perché altrimenti si perdono posti di lavoro, si lavora anche fuori, si lavora anche un po' più lontano, non serve mica lavorare sotto casa, anche perché molti di voi credo che non abbiano il lavoro sotto casa. Laconico il commento del sindaco Luigi Brugnaro, che in un tweet si rivolge direttamente ai manifestanti. Siete poche centinaia di persone, di cui tante arrivate da fuori, attacca. Grazie perché dimostrate quanto importante sia la nostra amministrazione per questa città. Avete tenuto il comune per anni sotto il ricatto delle vostre manifestazioni, noi la pensiamo diversamente.
Uno sguardo alla nostra programmazione serale subito dopo i TG 20:10 e poi dalle 21:15 torna Ring, naturalmente la politica in primo piano con interviste, commenti, reazioni relativamente alle elezioni amministrative. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio al meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Nuova perturbazione atlantica sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di martedì 12 giugno. Sul Veneto il tempo sarà spiccatamente instabile, sin dal mattino locali rovesci o temporali possibili un po' su tutti i settori della nostra regione, alternati comunque ad ampie pause soleggiate. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 18 e 22 gradi. Valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, qualche spazio soleggiato in più al mattino, poi col passare delle ore deciso peggioramento con qualche rovescio possibile un po' su tutti i settori della nostra regione. Migliorerà in nottata. Temperature minime comprese tra 20 e 21 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 28 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Tutto sole al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti ovunque. Anche in questo caso migliorerà ovunque entro la serata. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 18 gradi. Le massime oscilleranno invece tra i 25 e i 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.